L'hotpost di Lampedusa paragonato ad un carcere, bagni alla turca senza porte e materassi in cui non ci si vorrebbe poggiare mai. Un anno dopo torna a visitare l'hotpost di Lampedusa Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti. Più che una struttura d'accoglienza viene descritta come una prigione indecorosa. È inaccettabile che nell'outpost dell'isola, dopo un anno dalla nostra denuncia, dice Palma, sia nelle stesse condizioni di un anno fa. E questo dopo aver denunciato tutto al Ministero dell'Interno. Tutte le indicazioni di miglioramento che avevamo proposto non sono state fatte ed ancora aggiunge, abbiamo chiesto che gli ambienti fossero decorosi. È inaccettabile in Europa avere ancora bagni alla turca senza porte, così come i materassi su cui non ci poggeremmo mai sopra. Questo non toglie nulla alla professionalità delle persone, ma gli standard vanno mantenuti. Ed aggiunge, se questa situazione è tollerabile per pochi giorni, diventa assurda se si pensa che questi ragazzi rimangono per mesi bloccati in questa struttura. I migranti non possono uscire dal centro se non di nascosto, da un buco della rete di recinzione. Per quanto riguarda l'altra faccia dell'isola di Lampedusa, dice non è affatto un outpost a cielo aperto, come dice il sindaco Martello. Ho avuto la sensazione di una società tranquilla, anche più tranquilla del suo sindaco. Per Palma i cittadini lampedusani vanno ricordati per la loro capacità di accoglienza.